Al supermercato dove lavorava Vanessa Ballani in pieno centro a Riese c'è tanto dolore per la perdita di una collega, di un'amica, sempre disponibile, sempre pronta al sorriso e a una buona parola. La ricordano così e sentono la sua mancanza, come hanno dichiarato a microfono e telecamera spenti. Il direttore del negozio, dal canto suo, ci ha chiesto di lanciare un messaggio a chi ci governa perché vengano approvate giuste misure affinché queste tragedie possano essere prevenute e non muoversi, ha detto, il giorno dopo che l'ennesima donna è stata uccisa come la 26enne da un uomo che già era stato denunciato per stalking, per minacce. Anche i clienti del supermercato sono atterriti da quanto accaduto alla giovane donna ammazzata assieme alla creatura che portava in grembo. Mi manca molto, mi manca tanto il suo sorriso e la gran voglia di vivere che aveva. Ecco, manca tanto, sì, purtroppo. Una perdita grande. Sì, anche perché giovanissima così, insomma, aveva tutta la vita davanti. Lei è molto scossa. Sì. Sì, perché all'inizio, cioè, il mio compagno mi aveva mandato un messaggio: sai, è morta una persona da Riese, e poi una mia amica mi ha mandato la foto, ho detto: "Oh no". Ho detto, mi sono messa a piangere perché ho detto: "Mamma mia, fino all'altro giorno parlavano di Giulia, adesso ce n'è un altro". Oltre a Vanessa Ballan hanno ben presente anche il suo assassino, Bujar Fandai, che vedevano puntualmente nel bar vicino al supermercato dove la donna lavorava e dove lui la controllava. Il ragazzo che l'ha uccisa frequentava abbastanza questa area qui, ecco. Dopo, sa, purtroppo quando è successo il fatto, avendo già sentito voci, si fa 1+1, adesso si arriva alle conclusioni, ecco. Anche la povera Vanessa lo ha denunciato, ma cosa serve le denunce? Non serve niente, anche la politica, sono tutti bravi dopo a presentarsi, a farsi vedere, anche i funerali sicuramente verranno, però la loro presenza a cosa serve? Io non vedo niente.